Buongiorno, abbiamo qui l'assessore ai bilanci Daniele Stecco, gentilmente ci ha raggiunto qui e siamo arrivati sul ponte, uno di questi ponti di questo quartiere Fossetta, che è proprio vituperato in tutti i modi, si può dire. E niente, questa mattina ci ha chiamato il consigliere Dolfin, che ha detto appunto che eravate in contatto. Sì. E niente, dacci sviluppi, qua siamo sulla scena del crimine. Esattamente sul cantiere. Infatti questa mattina abbiamo fatto una riunione dove era presente RFI e il Provveditorato alle Acque e anche il consigliere regionale Dolfin, che appunto insieme a me siamo interessati alla questione di questo cantiere, perché come abbiamo detto c'è piovuto dal giorno alla notte, questo cantiere nessuno sapeva nulla e abbiamo manifestato le varie problematiche che dà l'interruzione della navigazione di questo tratto di canale. Soprattutto in un periodo in cui comunque i pescatori della laguna, soprattutto in questo caso, devono fare le loro attività, che magari hanno le concessioni al di là dell'altra parte della laguna sud che abbiamo, e l'interruzione di questa navigazione comporta per loro dei disagi, dei forti disagi. Abbiamo chiesto appunto la possibilità di prevedere, come è stato fatto anche un altro ponte, quello del Musichiere all'isola dei Saloni, di prevedere almeno una porzione del sottostante al ponte di poter navigare. Adesso RFI ha capito l'esigenza, valuteranno la possibilità di aprire un piccolo varco giusto per far passare, sono dei barchini, non sta pensando certo. di barche di chissà che tipo, di che stazza, ma appunto per consentire, anche se la durata è comunque breve, perché ci hanno detto che il cantiere terminerà il 12 settembre e la navigazione riprenderà dal 19, perché è il tempo giusto per smantellare tutto, però in questo mese e mezzo dà comunque dei problemi. E il fatto di averlo chiuso tutto è perché hanno poco tempo di fare questi lavori di manutenzione, perché adesso la linea verrà sospesa, come viene sempre in questo periodo, e quindi hanno soltanto queste settimane concentrate per fare un lavoro importante di manutenzione, e quindi per loro è il risultato più semplice, anche più sicuro dal punto di vista della sicurezza del cantiere, ma anche di chi ci passa, chiudere completamente. Adesso valuteranno con l'azienda che ha l'appalto, che sta seguendo questo lavoro, la possibilità di aprire almeno 2,5 metri, 3 metri di spazio, di larghezza, per far passare. Quindi ha già detto di sì? No, valuteranno. Infatti siamo d'accordo di risentirci settimana prossima. In questi giorni loro valuteranno con l'azienda il fatto di poter trovare la modalità di aprire questo piccolo varco, come dicevo 2,5 metri, 3, per far passare proprio giusto le barche che sono qui ferme in canale, che di solito vanno poi dall'altra parte della laguna per le loro attività di pesca. E mi auguro, sono fiducioso che venga poi accolta questa nostra richiesta. Quindi vi siete sentiti telefonicamente con l'ente? Videoconferenza oggi. Avevamo scritto un paio di settimane fa, appunto, dicendo, non avendo ricevuto nessuna comunicazione della chiusura dei lavori di questo cantiere, sarà possibile trovarsi per discutere, per trovare una soluzione a questo disagio. L'abbiamo fatto oggi. Ringrazio ovviamente RFI e il Provveditorato per la loro disponibilità, e dovremo sentirci poi settimana prossima per capire se c'è una soluzione e quali sono poi eventuali alternative. Va bene, Assessore, la ringraziamo. Grazie a voi, grazie a te Andrea.